Bellunesi nel mondo è la voce ufficiale dell'associazione, è una catena ideale che unisce tanti amici in ogni paese del mondo. È un dolore che unisce in un grande abbraccio commosso il mondo dell'emigrazione, del volontariato, del sociale, della politica, della vita amministrativa e imprenditoriale della provincia di Belluno. Vincenzo Barcelloni Corte è mancato improvvisamente all'età di 91 anni nella sua casa di Tenerife, dove da tempo soleva ritirarsi assieme alla sua cara Lisetta, e a lei, morta poco meno di 2 mesi fa, ora si è riunito. Una caduta accidentale gli sarebbe stata fatale. Raggiunto dal figlio Adriano, è spirato ieri sera. Al suo ricordo in queste ore sono dedicati tanti messaggi di cordoglio, fra tutti quelli giunti dalla grande famiglia dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, di cui è stato fondatore nel 1966, nella quale ricopriva il ruolo di presidente onorario. Dell'ABM Vincenzo Barcelloni Corte è stato l'anima, la voce, la penna in qualità di direttore di testata della rivista diffusa in tutto il mondo, scrive il presidente del Veneto Luca Zaia, che ne ricorda le capacità per avere dato dignità e peso culturale al fenomeno dell'emigrazione. Professionista apprezzato, molte delle sue opere, tra le altre La chiesetta sulla diga del Vajont, portano la sua firma di ingegnere. Attivo nella vita amministrativa e politica di Belluno, fu assessore nella giunta Orsini negli anni 70 e in quegli stessi anni presidente dell'ente turistico provinciale. Propugnatore dell'annuale premio per i bellunesi che hanno onorato il territorio in Italia e nel mondo, Vincenzo Barcelloni Corte lascia una grande eredità. Un faro non solo per l'ABM, ma per tutta la provincia di Belluno e la sua comunità, il pensiero del presidente dell'associazione Oscar De Bona. I funerali saranno celebrati non appena la famiglia riceverà le autorizzazioni necessarie per il trasporto della salma in Italia.